qual è la situazione dell'utilizzo dei test genomici per il tumore del seno nella regione Veneto? Ma devo dire che l'utilizzo dei test genomici nella nostra regione è un utilizzo che è stato incentivato già da tempo, è stato incentivato già, prima che fossero disponibili i test genomici, grazie anche a degli studi clinici che siamo stati in grado di, condurre in regione, grazie alla disponibilità insomma di questi test per ricerca clinica. E devo dire che questo ha consentito prima ben prima che ci fosse la rimborsabilità in Italia, di utilizzare 500 test, nella nostra regione, non solo non centralizzati presso il nostro istituto, ma, distribuiti sulle diverse breast unit del territorio veneto. E questo devo dire che è stato un primo passo che ha aiutato molto gli oncologi della regione Veneto a familiarizzare col test e ha aiutato a tararci tutti e settarci per l'arrivo poi, in pratica clinica della disponibilità di questi test. Per cui diciamo che al di là di, ostacoli amministrativi e burocratici che tutti più o meno in Italia abbiamo avuto nel riuscire poi a ottenere i test nelle singole istituzioni, a valle della avvenuta rimborsabilità, però al di là di questo ostacolo, diciamo che grazie all'esperienza che già avevamo maturato, è stato un passaggio a una transizione abbastanza naturale. Ehm Motivo per cui anche nel PDTA della Regione Veneto è inserito l'utilizzo dei test genomici, proprio perché ha portato appunto un cambiamento anche e nei modelli organizzativi del PDTA sul tumore della mammella. E, devo dire che, l'utilizzo, almeno per quello che riguarda il nostro istituto, è molto frequente. Ovviamente non è un utilizzo totalmente omogeneo in tutta la regione, ma questo ci sta anche perché ci sono pattern di pazienti che ovviamente variano da centro a centro, quindi è anche molto difficile fare dei confronti diretti tra diversi istituti. Ma a livello generale è uno strumento che noi riteniamo molto utile, non in tutte le situazioni ovviamente, e nelle situazioni che rientrano nei, criteri di rimborsabilità, e all'interno di questo ovviamente con una certa discrezionalità in base alla tipologia di paziente che abbiamo davanti, alla sua storia, al suo vissuto, ai suoi desideri. E devo dire che io lo ritengo uno strumento imprescindibile in tanti casi per arrivare a una decisione veramente condivisa con la paziente sull'opportunità o meno di intraprendere una chemioterapia rispetto a una sola terapia ormonale che sappiamo ovviamente aggiungere, in termini di, tossicità e di, peggioramento quantomeno temporaneo sulla qualità di vita. Ecco, quanto è importante, Meritorio, al di là dell'aspetto meramente clinico, poter dire alla paziente può evitare la chemioterapia dal punto di vista psicologico, dell'impatto? Sappiamo che la chemioterapia fa ancora davvero molta paura. Sì, è assolutamente fondamentale. Noi, eravamo alla ricerca di uno strumento che ci aiutasse. È chiaro che non è uno strumento che ci aiuta a discriminare, in modo netto chemioterapia sì, chemioterapia no. Serve sempre ed è sempre fondamentale il ragionamento clinico e la condivisione con la paziente. Quindi è importante passare il messaggio che non basiamo la nostra scelta solo e esclusivamente sull'esito del test genomico, ma mettiamo tutte le informazioni insieme. È chiaro che è un processo faticoso, ma è un processo che alla fine paga. Perché è faticoso, perché richiede tempo anche nello spiegare alla paziente il ragionamento che facciamo, il ragionamento, spiegare cos'è il rischio, che è sempre difficile comunicare un rischio ipotetico contro il quale che dobbiamo contrastare, però è chiaro che questo è uno strumento in più che ti dà un livello di oggettività, se vogliamo, un po' più alto rispetto al ragionamento che noi facciamo sulla base dei criteri classici. E, se fatto bene questo percorso insieme alla paziente, se è davvero un percorso condiviso, alla fine si arriva a una scelta che è una scelta serena, che sia una o che sia l'altra. Non è tanto quello che conta per la paziente, ma conta il fatto che qualsiasi sia la decisione, la scelta sia presa in modo sereno e convinto.
Io sono convinto sono due temi particolarmente importanti. In più c'è da dire che il vostro centro è all'avanguardia anche per quanto riguarda gli studi su questi aspetti. Ce ne vuoi parlare? Sì, beh, allora, noi, siamo molto interessati a quella che è l'eterogeneità del tumore della mammella, in particolare ci stiamo anche molto, addentrando in quello che è il tema dell'eterogeneità dei tumori a recettori ormonali positivi ed ER2 negativi, che sono le stesse tipologie di tumori per cui abbiamo la rimborsabilità in certe condizioni dei test genomici e sappiamo che questi tumori sono altamente eterogenei. Lo vediamo anche quando otteniamo il risultato del test genomico, che può andare da un bassissimo rischio a un rischio molto elevato di recidiva e noi siamo interessati a fondere gli aspetti di caratteristiche molecolari che determinano un rischio più alto o meno di recidiva in base ad esempio alla proliferazione, al livello dei recettori ormonali, con quelli che sono gli aspetti anche immunitari. Spesso un tumore, o meglio, con una certa frequenza, un tumore che ha un elevato rischio, che ha delle caratteristiche di elevato rischio come grado elevato e proliferazione elevata, può anche avere un importante livello di infiltrazione linfocitaria, di infiltrazione di cellule immuni e questo potrebbe individuare una nicchia di pazienti che potrebbero beneficiarsi anche di una strategia aggiuntiva che è l'immunoterapia, oltre alla chemioterapia. Perché diciamo questo? Perché abbiamo già dei dati clinici che ci dicono che l'immunoterapia aggiunta alla chemioterapia può anche nel contesto dei tumori a recettori ormonali positivi dare un certo vantaggio. Se però prendiamo tutto il calderone delle pazienti con tumori a recettori ormonali positivi, ER2 negativi, il vantaggio è modesto. Tutto starà nell'andare a capire quali sono quei casi in cui effettivamente l'immunoterapia può fare la vera differenza e noi riteniamo che combinando diversi aspetti molecolari e immunitari si possa arrivare a definire quel sottogruppo di pazienti meritevoli anche di un'immunoterapia. Noi abbiamo appena pubblicato un lavoro che per ora è un lavoro di categorizzazione su base biologica dei tumori a recettori ormonali positivi ed ER2 negativo che prende vantaggio appunto dall'esperienza pregressa, avevamo questi casi inclusi nei nostri studi prospettici con i test genomici, abbiamo anche collaborato con altri centri che avevano portato avanti studi simili e siamo andati semplicemente a combinare quella che è il livello di infiltrazione immunitaria con il risultato del test genomico e appunto abbiamo visto che c'è una certa quota di pazienti ad alto rischio con anche caratteristiche immunitarie in teoria favorevoli per l'azione dell'immunoterapia e pensiamo che uno appunto degli sviluppi necessari nel prossimo futuro sarà proprio andare meglio a definire queste pazienti e caratterizzare bene qual è il beneficio dell'immunoterapia in questi casi.